Zelcor presenta L'Omniovisore, letto dagli audioracconti Baidami. Voci aggiuntive: Il Fantasto Mondico, Pilgrim Cantastorie, Audioraccontando, Audiolibri La Locanda della Tormenta, Vir La Forza delle Parole, Audiolibri Menestrandis e La Via della Voce. Sconsigliamo l'ascolto ad un pubblico minorenne o impressionabile. Il fatto che la grande casa in stile Cape Cod che sorgeva in fondo a Farnham Street, con il suo tetto di ardesia sormontato da abbaini, la sua raffinata e ampia veranda che copriva il suo spazioso giardino, avesse finalmente trovato un compratore dopo più di un decennio, fece sbocciare un moto di fastidio nell'ampio petto di Dexter Vetter. Se vi foste presi il disturbo di domandargliene il motivo, probabilmente non avrebbe saputo confezionare una risposta vera e propria, poiché Dexter era più il tipo che cappotta gli avversari sul campo da football che quello che sa esprimersi a dovere. Sarebbe stato piuttosto ostico per lui tradurre a parole il sentimento che aveva provato nell'apprendere quella notizia, che in teoria non avrebbe di certo dovuto importare a un liceale, ma che all'atto pratico lo disturbava. La parola che maggiormente si avvicinava a ciò che sentiva era derubato, sebbene tale vocabolo rappresentasse una descrizione molto rozza, arbitraria e approssimativa di quella sgradevole emozione. Lo contrariava che qualcuno avesse osato comprare la casa al 19 di Farnham Street, che la trasformasse in un'abitazione come tutte quelle che sorgevano nel quartiere, pulita, fresca e abitabile, magari piantando tulipani nelle aiuole e installando una vaschetta per gli uccelli nel cortile. Quella dimora era quanto di più simile ad una casa stregata che la loro città potesse vantare, e Dexter e la sua cricca avevano praticamente trascorso l'infanzia nella sua esplorazione, sfidando i figli dei villeggianti estivi in prove di coraggio, inventandosi le storie più terribili per accrescerne il fascino morboso. Era stato proprio lui, in uno slancio creativo non da poco, per uno che aveva voti tanto bassi in quasi tutte le materie che non fossero educazione fisica, a inventare la leggenda del fantasma con l'accetta che infestava la legnaia di quella casa, desideroso di mozzare la testa agli intrusi che vi entravano. Oltretutto l'acquirente non era nemmeno un loro concittadino, il che avrebbe se non altro mitigato l'affronto, bensì un forestiero. Nessuno l'aveva ancora visto però, cosa che aveva scatenato le pettegole, dando il via alle supposizioni più disparate. Dexter aveva provato a far finta che la cosa non gli importasse, eppure non riusciva a restare indifferente, il che aveva il potere di farlo arrabbiare di più. Ciliegina sulla torta, si era scoperto che il misterioso forestiero aveva comprato la casa non per abitarvi, ma per trasformarla in una non meglio precisata bottega, forse persino in uno di quegli stupidi negozi di antiquariato dove si trova vecchiume a prezzi da infarto. Una vera beffa che la dimora che aveva terrorizzato generazioni di bambini finisse i suoi giorni tanto ingloriosamente, sconsacrata di tutta la sua mistica tetraggine. Nel corso di un mese, squadre di muratori, carpentieri, elettricisti, idraulici, restauratori e giardinieri si erano susseguite per un alacre lavoro di manutenzione, aggiustando quanto poteva essere salvato e sostituendo quello che gli anni avevano impietosamente compromesso. Una cosa era sicura: il nuovo proprietario doveva avere le tasche ben zavorrate di quattrini per potersi permettere una simile spesa. Passarono altri giorni, con l'inverno che cedeva il testimone alla primavera, e oramai la curiosità sobbolliva tra la popolazione, inducendo tutti a dire la propria sulla nuova attività. Per un po' circolò la voce che il proprietario fosse un giocattolaio tedesco. Poi venne smentita dalla diceria che si trattasse di un venditore di strumenti musicali, probabilmente inglese. E infine si vociferò qualcosa che ebbe il potere di risollevare un po' l'animo di Dexter, ovvero che la casa di Farnham Street sarebbe diventata una ludoteca vecchio stile. L'idea non gli spiaceva. Era un patito dello stile anni '80 e sarebbe stato grandioso cimentarsi con chicche arcade quali Street Fighter, Dragon Slayer e Hogan's Alley. Ma poté crogiolarsi in quella prospettiva solo fino a quando non seppe che davanti alla dimora erano giunti diversi grossi camioncini,
e dai loro vani gli addetti non avevano estratto cabinati, bensì vario mobilio di aspetto antico, casse di grandi dimensioni, bacheche e vetrinette da esposizione. Pertanto, forse era corretta la teoria di chi aveva pronosticato l'apertura di un noioso negozio di antiquariato, ma pure tali veggenti si dimostrarono inefficaci. Ehi Dex, guarda quella! Esclamò il suo amico Lenny dandogli di gomito nel costato. Si trovavano al parco cittadino seduti su una panchina, tutti raggruppati attorno all'iPhone di Scott, gli occhi lustri di eccitazione nel veder scorrere le foto del profilo Instagram di Kylan Ward, una influencer che postava suoi scatti senza veli per una raccolta di fondi a favore dell'Australia. Fu con non poca fatica che Dexter riuscì a staccare lo sguardo dallo schermo e da tutto quello che mostrava, alzando la testa nella direzione indicata dal dito di Lenny. Proprio di fronte al monumento ai caduti in Vietnam, stava camminando una delle ragazze più superlative che Dexter avesse mai visto, tanto esagerata da fargli scordare persino la modella filantropa. Porca vacca, che tocco di gnocca! Ansimò Dexter con ammirazione sincera. La sua esternazione fece distrarre anche Scott e Mark, che a loro volta sollevarono gli occhi. Scott fischiò. E questa? Da dove sbuca? Sarà mica la ragazza nuova, quella messicana. Mark scosse il capo. È irachena, si vede lontano un miglio. Ha le tette troppo grosse per essere medio orientale. Potrebbe anche essere marziana. Si intromise Dexter, mangiandosela con lo sguardo. Entrerei volentieri nella sua astronave. E in tutto il resto. Ignara di essere al centro delle attenzioni di quei quattro, la giovane continuò in quel che stava facendo. Fermò due ciclisti, rivolgendo loro un sorriso così scintillante che Dexter lo vide brillare anche a quella distanza, porgendo alla coppia un volantino. Oh merda, Disse Lenny con una smorfia di delusione. testimone di Geova. Da una così mi lascerei convertire. Ghignò Scott. Coglioni. Ma vi pare che una di quei fanatici si vestirebbe così? La ragazza aveva un corpo magnifico e nessuna timidezza nel mostrarlo, come testimoniavano gli abiti che indossava. Una blusa di stoffa leggera e svolazzante, molto scollata, che lasciava scoperto l'avamposto delle spalle e la parte superiore del seno, mentre alla vita portava shorts che a stento le coprivano le natiche, dando modo agli sguardi di bearsi del suo bellissimo paio di gambe. Dexter smontò dalla panchina. Ehi Dex, dove vai? A prendere un volantino. Sì, ora si dice così. Lenny, Scott e Mark risero alla battuta e fecero per seguire Dexter, il quale si volse subito, scoccando loro uno sguardo glaciale con i suoi piccoli occhietti azzurri. Voi state qui. Ordinò bruscamente. Mi rovinereste la piazza. Ma Dex, è ingiusto che... Cominciò a lagnarsi Lenny, ma si zittì, trafitto dall'espressione torva dell'altro ragazzo. Dexter era alto 1,80. Il suo petto sembrava una portaerei e di solito chi veniva alle mani con lui si nutriva da una cannuccia per un bel pezzo. L'ammontare delle sue sospensioni scolastiche per rissa era superiore alla somma di quelle di tutti gli altri ragazzi dell'istituto. Qui e zitti. Decretò, prima di voltarsi e dirigersi a passo sicuro verso la ragazza, i pollici infilati nella cintura, sentendosi impeccabile con la felpa verde e gialla della scuola e i jeans strappati al ginocchio. Provava un lieve nervosismo, ma per lo più era sicuro di se stesso. Aveva i capelli tagliati a spazzola, d'un biondo così intenso da sembrare arancione, mentre una spruzzata di efelidi gli decorava la porzione di viso sotto gli occhi. Sapeva che molte tipe a scuola trovavano irresistibile quella costellazione. La sconosciuta si girò nella sua direzione e sul suo volto delicato e scuro, incorniciato da una liscia chioma color mogano, baluginò all'istante un sorriso garbato da pubbliche relazioni. I suoi amici ci avevano visto giusto, ragionò Dexter. Doveva essere straniera, perché la tinta cannella della pelle non derivava da semplice abbronzatura, eppure i suoi tratti avevano un che di esotico. Forse era indiana, magari araba, o probabilmente di qualche paese sudamericano.
ma ciò cambiava poco la sostanza. Aveva un corpo da infarto, snello ma non gracile, una muscolatura atletica inguainata in una pelle di pesca dai riflessi dorati. Sotto la bianca stoffa della blusa si intravedeva la generosità del seno nudo, e Dexter sentì i propri ormoni fare la ola, e non soltanto loro. Ciao! Cinguettò la ragazza, parlando con un accento troppo effimero per poter essere collocato geograficamente. Posso lasciarti un volantino? Ma certo! Concesse Dexter rispondendo a sorriso. Se poi ci aggiungi il tuo numero è anche meglio. Lei rise, senza traccia di sorpresa o imbarazzo, prendendo un volantino dalla risma e porgendoglielo. Il numero c'è, in caso si voglia prenotare per visite private o soirée. Dexter raccolse il foglio patinato dalle dita affusolate e decorate di French manicure di lei. Ovviamente non gli importava nulla del volantino. Ciò nonostante quel che vi era stampato sopra catturò la sua attenzione. Non poté impedirsi di provare un tuffo al cuore quando si trovò a fissare la facciata della casa al 19 di Farnham Street, sotto la scritta dorata tutta a svolazzi: l'emporio dei portenti del professor Ardat Bey. L'inaugurazione è questo sabato alle 14, ingresso libero. Illustrò la ragazza gioviale. Ci sarà un bel buffet. Invita anche i tuoi amici, mi raccomando. Aggiunse, indicando la panchina dall'altra parte del parco. Arrossendo leggermente, Dexter bofonchiò. Quelli non li conosco. Anche se Lenny, Scott e Mark li stavano fissando come fossero animali dello zoo. Beh, ci vediamo all'inaugurazione. Concluse lei, oltrepassandolo. Ehi, un attimo. Cercò di trattenerla Dexter, sentendo che le cose gli stavano sfuggendo di mano. Io sono Dexter Vetter. Sei appena arrivata, giusto? Magari ti posso mostrare la città. A che ora finisci? Sei gentile, ma oggi è proprio impossibile. Devo aiutare papà con l'emporio. Oh, capisco. Incassò Dexter, cercando di non dare a vedere la delusione e di non notare gli sghignazzi dei suoi amici che osservavano la sua disfatta dalla panchina. Magari un altro giorno, ok? Sì, magari. Rispose lei, con un entusiasmo che pareva più di circostanza che dettato dalla vera voglia di rivederlo. Come ti chiami? Le chiese Dexter. Laila. Rispose la ragazza senza fermarsi, voltandosi appena verso di lui. Laila Bey. Allora ci si vede in giro. Ma Laila era già a 100 metri da lui, diretta verso un gruppetto di persone che prendevano il sole stese sull'erba. Innervosito e con la fiamma dell'umiliazione che gli flambava le guance, Dexter si consolò fissando l'ondeggiare delle natiche sode di Laila sotto gli shorts. Una visione a tal punto ipnotizzante che si rese conto della presenza dei suoi amici solo quando Lenny, in tono che miscelava ironia e interesse, gli domandò: Com'è andata, stallone? Dexter gli mollò un pugno alla spalla così violento da lasciargli un livido con la forma delle sue nocche per diversi giorni. C'era più gente di quanta si aspettasse, ed era certo che il professor Bey fosse stato un vero volpone a mandare Laila a fare volantinaggio. Di sicuro, gran parte di coloro che stavano attraversando il giardino dell'ex casa stregata di Farnham Street erano giunti lì più per godere delle forme della ragazza che per i pezzi di quell'improbabile museo. Meraviglie scientifiche, reperti archeologici, l'usus naturae. Cos'è, arabo? Fece Mark, cercando di decifrare la didascalia del volantino. L'usus nature. Lo aiutò Lenny, dandosi arie da letterato. Latino. E che significa? Scherzo di natura. Come te. Vaffanculo, secchione! Dexter non si unì agli schiamazzi dei compagni, preferendo osservare l'abitazione in silenzio, contando le discrepanze con quel che ricordava di essa. La prima fu che l'edificio appariva più piccolo di quanto gli fosse sembrato da ragazzino, il che era normale. Per il resto, ammetteva con un sollievo inatteso che il nuovo proprietario non aveva apportato grandi modifiche, se non le indispensabili ristrutturazioni e le inferriate a ogni finestra. Tuttavia, l'interno fu un piccolo shock. L'intonaco che si screpolava dalle pareti, le ampie chiazze di muffa, i mobili imbozzolati dalle ragnatele, tutto sostituito da un ambiente molto elegante e ricercato. I passi dei visitatori
erano silenziati da una spessa moquette verde smeraldo. La soffusa luce color pesca delle plafoniere creava un'atmosfera intima, riverberando sui pannelli di rovere che foderavano i muri e sulle decine di espositori e vetrinette, dai cui ripiani scintillavano decine di reperti. Avrei preferito la sala giochi. Si lamentò Mark spargendo intorno occhiate deluse. Per me è una forza, invece. Esclamò Lenny, dirigendosi verso una teca voluminosa che conteneva quel che pareva un neonato deforme. Il bambino ermafrodita di San Pietroburgo! Guardate! Indicò una zona tra le cosce dell'esemplare. Ha sia uno che l'altra! E c'era più lungo del tuo, tra l'altro. L'apostrofò Scott sornione. Dexter si guardava intorno senza sapere cosa pensare di quel posto. Ovunque incontrava maschere etniche, copricapo di sciamani, animali impagliati arrivati da chissà dove, luccicanti minerali, strumenti che parevano aver attraversati millenni. E queste erano solo le cose che riusciva a riconoscere o che avevano una qualche attinenza con la realtà. C'erano poi esemplari che sfidavano la scienza, come una collezione di fate dalle ali iridescenti infilzate da grossi spilli come farfalle. L'enorme cranio zannuto e vagamente antropomorfo che, stando alla didascalia, era appartenuto ad un ciclope ucciso da un esploratore portoghese in Etiopia nel XV secolo. Un flauto intagliato in materiale simile a madreperla che proveniva da Atlantide. L'elica di un Cessna Skymaster che sarebbe appartenuto ad un aviatore vampiro. Uno specchio d'argento brunito e ametiste, nel quale, se si era fortunati, si poteva intravedere impresso sulla superficie il riflesso della sua vecchia proprietaria, la contessa Erzbeth Bathory. Per tacere dei corni di unicorno, delle rane dalle 10 zampe, dei corvi a 2 teste, delle sirene impagliate e di altre innumerevoli amenità da fiera. Non c'era una sola porzione di spazio che non fosse stata sapientemente riempita di cimeli, e dove il pavimento non bastava, erano stati appesi al soffitto, in modo che il pubblico potesse ammirarli dal basso, come per esempio il grosso serpente marino che attraversava l'aria del salotto, snodandosi per quasi 4 metri. Accanto al caminetto neoclassico spento c'era il lungo tavolo del buffet e dei beveraggi, dove Dexter e i suoi si servirono di salatini e di bibite, prima di tornare a esplorare le varie stanze, muovendosi tra la folla sempre più numerosa, la quale borbottava e bofonchiava di stupore, di scetticismo e di tutte le gradazioni intermedie fra questi due sentimenti. Nel momento in cui Dexter addocchiò quello che doveva essere il professor Ardat Bey, accadde qualcosa di strano. Si trovavano in quella che, quando la casa era stata costruita, avrebbe dovuto fungere da cucina, e da una porta schizzò fuori un uomo dal viso sfigurato da una serie di emozioni, nessuna piacevole. Era rosso, ansimante e lucido di sudore. Per un attimo, tutte le conversazioni si zittirono. Quella cosa... Boccheggiò l'uomo rivolto al proprietario del museo, così sconvolto che faticava a parlare. Indicò ripetutamente la porta dalla quale era appena corso fuori. Quella cosa... Lei non... è diabolica! Io non so come... La denuncerò! E corse via, facendosi largo tra le persone a spintoni durante la fuga verso l'uscita. Stava piangendo mentre attraversava il prato. Su diversi volti era affiorata un'espressione di perplessità. Ma che gli è preso a quello? Domandò Mark a nessuno in particolare. È uscito da lì. Una voce baritonale e melodiosa, speziata da quel misterioso tono esotico, si allargò nella stanza piena di artefatti, catturando l'attenzione generale degli astanti. Signore e signori, non turbatevi, vi prego. Esordì il professor Bey, il sorriso condiscendente di chi è abituato a simili esperienze. Può capitare che qualcuno possa sentirsi, per così dire, sconvolto dopo l'uso del mio incredibile omniovisore. È per questo che il suo utilizzo è riservato unicamente ai maggiorenni, dietro malleva che mi esime da ogni possibile responsabilità. La porta tornò ad aprirsi e Dexter ebbe un intimo sussulto nel vedere Layla. Non indossava blusa e shorts,
ma un abbigliamento che pareva una rivisitazione anacronistica di un abito vittoriano di broccato, sui toni del bronzo e dell'oro. Un outfit decisamente sexy e al contempo elegante, probabilmente portato per fare coppia con quello di suo padre. In quanto a stravaganza, poche persone potevano battere il professor Ardath Bey, pensò Dexter fissandolo. Era alto e ben piantato, con 2 spalle quadrate che gli conferivano una grandiosa presenza scenica. Come la figlia, aveva i tratti vagamente arabi e la pelle sfumata di un bruno cannella, zigomi aristocratici e naso adunco, sotto al quale 2 folti mustacchi neri gli scendevano ai lati delle labbra per unirsi ai vaporosi favoriti, mentre la chioma che usciva da sotto il bel cilindro di feltro era raccolta in una coda. Portava una redingote color prugna sopra un panciotto damascato dorato, con una cravatta di seta blu avvolta attorno al collo muscoloso e trattenuta da una spilla. Le agili mani erano coperte dai guanti, le gambe erano fasciate da pantaloni scuri e 2 ghette di camoscio si allargavano dalle caviglie, coprendo le lustre scarpe di vernice. Era raffinato e rude al contempo, come un gentiluomo di fortuna, e nel complesso somigliava ad una versione mediorientale steampunk di Lemmy Kilmister. Dexter si fece avanti prima di ordinare alle sue gambe di muoversi, entrando nell'alone di acqua di colonia del professor Bey. Voglio provare, annunciò. Gli occhi verdi dell'uomo si posarono su di lui. Quello destro lo fissava da dietro la lente cerchiata d'oro di un monocolo. Il suo nome? Volle sapere il proprietario dell'Emporio dei Portenti, squadrando scrupolosamente Dexter da capo a piedi come per valutarlo. Dexter Vetter. Allora, posso provare o no? Come ho appena finito di dire, signor Vetter, bisogna essere maggiorenni. Lo sono. E immagino avrà un documento valido per comprovarlo? La parlata suadente dell'uomo lo irritava. Era come conversare con quel tipo di insegnante che ritiene gli alunni dei perfetti idioti. Sedando il nervoso, Dexter estrasse il portafoglio e pescò la patente, porgendola al professor Bey, il quale la afferrò, ispezionandola attraverso la lente. Direi che può andare. Vorrei ben vedere. Leila, tesoro, fece il professor Bey alla figlia. Prendi un modulo per il signor Vetter, per favore. E questa è sua. Restituì al liceale la sua patente. Fanno $30. Quasi scordavo di dirglielo. Dexter trasalì. Ehi, ma sul volantino c'è scritto... Che l'ingresso per quest'oggi è libero, sì? Sì, lo so, l'ho scritto io stesso. Tagliò corto l'uomo con il tono di chi spiega qualcosa ad un bambino ottuso. Tuttavia, non vale per la meraviglia dietro questa soglia. Un oggetto rarissimo, unico, l'ultima grande magia del nostro mondo e come tale ha bisogno di manutenzione continua, attenta e parecchio costosa. $30 sono un furto! Pochi spiccioli se paragonati a quello che la sua mente potrebbe ricevere. Su via, signor Vetter, abbia fede in me. Le garantisco che la sua soddisfazione sarà inimmaginabile. Fece una pausa, diventando improvvisamente pensieroso. Sempre che il problema non sia davvero il prezzo e che lei, signor Vetter, non sia stato, come dire, suggestionato dall'uomo di prima. Che non abbia paura. Dexter fremette ancora a quella delicata insinuazione. Sentendosi avvampare, si lanciò un'occhiata intorno, scoprendo, non senza un pizzico di imbarazzo, di essere al centro di tutta l'attenzione. Lenny, Scott e Mark si godevano la scena come si erano goduti il suo abbordaggio fallimentare al parco. Un attimo dopo, la ragazza era tornata con un documento stampato su carta verde in caratteri tipografici d'epoca vittoriana. Dexter, leggendo le prime righe, sorrise e lanciò all'indirizzo di Ardath Bey uno sguardo ironico. Lo trova buffo, signor Vetter? No, direi di più, da ciarlatano, replicò il giovane. Chissà quali orrori mi aspettano in quello scantinato. Dipende da quello che chiederà di vedere. Un nuovo empito di rabbia pulsò nel cuore di Dexter. Aveva sperato di scalfire l'atteggiamento calmo e controllato dell'imbonitore,
ma egli pareva refrattario a ogni stoccata. Appose la firma in calce al documento, consegnandolo nelle mani del professor Bay. Eccellente, allora. Si compiacque quest'ultimo. Segua mia figlia, signor Vetter. Depositi il suo scetticismo da giovane del nuovo millennio dietro la porta e permetta che le sconfinate possibilità dell'omniovisore la rendano pioniere di orizzonti mai sognati. Ampliò il sorriso in qualcosa di molto vicino ad un ghigno insinuante. Rehlat Jaida. Dexter affondò i denti nella soffice consistenza del cheeseburger, triturando con foga pane, carne, bacon e cheddar, senza sentirne il sapore. Era già il secondo che ordinava. Quando era arrabbiato tendeva a diventare famelico e in quel momento, mentre sedeva con gli amici ai tavolini di un McDonald's, era letteralmente furioso. Cristo, Dex, puoi chiudere la bocca. Fece Lenny con una smorfia. Fai schifo. Come tua madre disse a te quando ti partorì. Ribeccò con foga il ragazzo. Ci stai ancora pensando? Si sbalordì Mark, piluccando patatine dal cartoccio. E dai, non è mica la fine del... Chiudi quella fogna! Scandì Dexter, gli occhi che brillavano d'ira. $30 li avrei pagati volentieri per stare solo con Laila. Fece Lenny con atteggiamento lascivo. Scott arragliò una risata e Mark levò il palmo della mano battendo il 5 all'amico. Dexter non rise, non fece niente. Seguitò a ruminare il panino di malumore, ripensando a quanto era accaduto all'Emporio dei Portenti. Rivide se stesso risalire le scale del seminterrato dopo aver provato l'omniovisore. Il cuore sconvolto da sensazioni che andavano dall'oltraggio all'incredulità. Ora il sospetto di essere stato fregato era meno intenso, ma quando era uscito dalla porta gli bruciava il petto come fiamma viva. Un imbroglio! Sbottò, fregandosene delle persone che assistevano, desideroso solo di gettar fango sul professor Bay. Uno sporco imbroglio! Aveva pensato che, finalmente, il proprietario dell'emporio avrebbe manifestato rabbia, ma fu deluso ancora una volta. Ardat Bey gli aveva sorriso quasi cordialmente. Se potessimo avere il bene di una sua spiegazione, signor Vetter, saremmo tutti felici di ascoltarla. Quell'affare è un bidone! Che termini raffinati. Non funziona! Ho seguito le istruzioni, gli ho chiesto di vedere. La voce di Dexter si ridusse fino a spegnersi. Il ragazzo si diede un'occhiata intorno. Ebbene? Aveva incalzato il professor Bay curioso. Cosa ha chiesto che il mio omniovisore non le ha mostrato? Insomma, volevo vedere... dare solo un'occhiata, ecco tutto. Il liceale si era lasciato andare. La stanza da letto di Kylan Ward. Tutto intorno si era diffuso un piccolo brusio di voci, alcune interrogative, altre scandalizzate, altre ancora incredule, e talune, come quelle dei suoi amici, divertite. Capisco, signor Vetter. Aveva sospirato Ardat Bey. Con la stanza da letto di Kylan Ward, suppongo lei intendesse Kylan Ward stessa, chiunque ella sia, magari sperando di coglierla in atteggiamenti, per così dire, intimi. La faccia di Dexter era color mattone. A prescindere dalla moralità di tale azione, della quale non potrebbe importarmi di meno, sono obbligato a farle notare che ben difficilmente potrebbe individuare chi che sia nella propria stanza da letto alle... Si era interrotto per consultare il quadrante di un orologio da taschino. 14:30 del pomeriggio, a meno che questo qualcuno non abiti in uno stato con un fuso orario avanti al nostro. E anche così non è detto che la persona in questione si debba trovare in camera, no? Inoltre, rifletta un attimo. Lei ha chiesto di vedere la stanza da letto della signora Ward, non la signora Ward. Dico bene? Un altro mormorio si era diffuso dagli astanti. Lenny aveva sbuffato una risata. Solo in quell'istante Dexter aveva capito l'assurdità della sua lamentela, sentendosi un perfetto idiota. Come potete vedere, signore e signori, aveva esclamato il professor Ardat Bey, approfittando dell'occasione.
Avete avuto modo di imparare quanto la conoscenza non supportata dall'intelligenza possa essere deleteria per il progresso umano. Non è la sete di sapere la nostra rovina, bensì il non riflettere su quanto decidiamo. Un coro di risate e scroscianti applausi aveva inumato Dexter sotto un'ondata di cocente umiliazione, la più scottante che avesse mai sperimentato. Aveva stretto i pugni fino a farsi sbiancare le nocche, usando l'ultima oncia di autocontrollo per impedirsi di sbatterli in faccia a quel venditore di fumo. Il professor Ardat Bey si era beato di tale successo, prima di farsi vicino, avvolgendo il suo braccio attorno alle spalle del ragazzo, con un fare amichevole che, tuttavia, non era presente nella sua voce, quando gli sussurrò: Ritengo sia meglio per lei e i suoi amici che ve ne andiate, signor Vetter. E se dovesse pensare di tornare nel mio emporio, veda di non concretizzare tale idea. Buona giornata. Questo accadeva circa 2 ore prima, ma Dexter non riusciva a scrostarsi di dosso quel pesante senso di vergogna. Tuttavia, più ci pensava, più prendeva coscienza di un particolare. Se era corso fuori da quel seminterrato, non era stato per la convinzione di essersi fatto alleggerire di $30 con un imbroglio. Almeno non del tutto. Giunto in fondo alle scale dello scantinato, era stato colto da una sorta di panico che gli aveva accavallato tutti i pensieri, scombinandoglieli come una mano che rimescola i biglietti di una pesca di beneficenza. L'idea della stanza da letto di quella modella gli era sorta all'improvviso e lui l'aveva accolta come un naufrago accoglierebbe un galleggiante in mezzo al mare. E tutto ciò perché, all'ultimo, aveva avuto timore. Quel timore era commutato in rabbia, quando aveva compreso che, in qualche maniera, al di là della portata della sua logica, quell'omniovisore funzionava davvero. Gli era stato chiaro quando aveva indossato quel facciale pesante e voluminoso, e si era ritrovato in un luogo diverso. Vero, non c'era traccia di Kylan Ward, ma di certo quella doveva essere la sua camera. Non si trattava di trucchi tridimensionali. L'aveva vista. Aveva respirato il profumo della donna sparso nell'aria, udito il ticchettio dell'orologio alla parete e il gorgogliare dell'acquario d'angolo. Percepito il calore del sole che attraversava le finestre e proiettava l'ombra effimera delle tendine sul copriletto color caffè. Non era stata una mera esperienza visiva, ma tangibile anche con tutti gli altri sensi. Era lì, in quella camera. O forse lo era solo una parte della sua coscienza, ma la sostanza non mutava. Era stato straordinario, ma pure sconfortante. Avrebbe potuto chiedere qualunque cosa, ma per una stupida paura, per un momentaneo cortocircuito delle sue facoltà mentali, aveva desiderato di trovarsi nella stanza vuota della casa di una modella, senza neanche la modella al suo interno. Un coglione su tutti i fronti. Dobbiamo tornarci, Stabilì Dexter, più a se stesso che agli altri. I suoi amici, che intanto avevano deviato il discorso sulla figlia del professor Ardat Bey, si interruppero, fissandolo con aria interrogativa. Per fare che? Sbuffò Lenny. Tu sei stato silurato. E poi non hai detto che era una truffa? Rincarò Mark, prima di sorbire un po' di milkshake dalla cannuccia, producendo un volgare rumore gorgogliante. Ci voglio riprovare. Beh, auguri. Commentò Scott ruttando. Io non ne ho per nulla voglia, Dex. Se devo dirla tutta, è stata una perdita di... Il pugno di Dexter si abbatté sul tavolo con tanta forza che i vassoi sussultarono. Lenny, Mark e Scott lo fissarono allarmati. Ho detto che bisogna tornare là. Ripeté Dexter, il tono cupo e per nulla rassicurante. Quella cosa, onnivisione o come diavolo si chiama, non è una stronzata, funziona davvero. Dovete provarlo per credere. Scott stava scuotendo il capo. Ascolta, amico, anche volendo non possiamo mica. Lenny, Mark ed io non siamo ancora maggiorenni e tu non puoi più mettere piede lì dentro dopo quella scenata. Fine dei giochi. Quoto Scott. Ammise Mark. Non ci daranno mai il permesso. E chi ha parlato di chiederlo? Un altro silenzio incredulo si allargò tra di loro. Lenny fu il primo a spezzarlo, balbettando: Tex, che discorsi fai? Non parli mica di entrare di nascosto, vero? Fuori discussione. Soggiunse Mark in tono categorico.
Non rischio la galera per una sciocchezza simile. Ranco di rammolliti. Ringhiò Dexter con disprezzo. Ma che ne avete fatto della spina dorsale, eh? Abbiamo a portata di mano l'invenzione del secolo. Magari se chiedi scusa, quel tipo deciderà di... Per la seconda volta il pugno massiccio di Dexter calò sul tavolo, imponendo il silenzio. A quel coglione non chiederò un bel niente. Ringhiò il ragazzo. E neanche a voi lo chiederò, solo che se mi fate andare da solo potrebbe scapparmi detto cosa avete combinato con Sarah Gillespie lo scorso Halloween. Quelle parole furono come un incantesimo. Sulle facce di Lenny, Mark e Scott apparve un pallore subitaneo, mentre i loro occhi si dilatarono di orrore. Già. Sogghignò Dexter, giocherellando con i rimasugli delle patatine. Lei forse era troppo ubriaca per ricordarsi di voi, ma io invece no. Chissà, magari i suoi non l'avrebbero portata ad abortire se avesse saputo il nome del padre. A proposito, chi di voi... Zitto! Aveva sbottato Mark, in un sibilo furioso e spaventato, lanciandosi occhiate sconvolte attorno a sé. Dex, ascolta. Intervenne Lenny, la voce tremula. Anche se volessimo, non sarebbe possibile. Hai visto o no le inferriate alle finestre? Probabilmente hanno pure l'allarme. Non so tu, ma io le porte non le so scassinare. Non entreremo da una porta. Chiarì Dexter con un sorriso astuto. E neanche da una finestra. Davvero avete scordato tutto? La nostra entrata segreta. Farnam Street non era una via molto vivace. Le dimore che sorgevano ai suoi lati erano per lo più villette seminascoste da siepi di bosso, alberi di magnolia e bassi pini, abitate da pensionati benestanti che si ritiravano prima ancora che gli ultimi barlumi del tramonto si fossero spenti a ovest. A luna di notte, ovvero l'orario in cui Dexter, Lenny, Scott e Mark si stavano incamminando lungo il marciapiede deserto, la sola luce era irradiata dai lampioni e tutte le finestre erano buie. Dexter marciava in testa al gruppo, le mani affondate nelle tasche e il cappuccio della felpa abbassato sulla fronte, invaso non dal nervosismo o dal timore che qualcosa andasse storto, bensì da un'esaltante sensazione di rivalsa. Avevano ridotto la casa stregata della sua infanzia ad un museo. La figlia dell'uomo colpevole di tale affronto aveva avuto la faccia tosta di dargli picche e, dulcis in fundo, suo padre lo aveva pubblicamente umiliato. Sapeva, anche senza bisogno di chiederglielo o di guardarli in volto, che Lenny, Mark e Scott avrebbero preferito essere ovunque, pur di non trovarsi lì adesso. Ma trascinarli in quella sua piccola vendetta privata era lo scotto per averlo sfottuto, anziché aiutarlo mentre quel damerino pieno di sé di Artath Bay lo strapazzava. Raggiunsero il 19 di Farnam Street, un edificio composto da seminterrato, 2 piani e un attico, tutti adibiti a stanze espositive. Il professor Bay e sua figlia dimoravano altrove, il che significava che avrebbero potuto agire senza timore che qualcuno si svegliasse. Forza! Spronò Dexter appoggiando una mano sullo steccato. Si dette la spinta scavalcandolo d'un balzo. Palesemente controvoglia, seguitando a sbuffare e lanciarsi nervose occhiate intorno, gli amici lo imitarono e tutti insieme attraversarono il prato, strisciando sotto l'ombra bluastra proiettata dagli alberi. Dex, per favore, ripensaci, supplicò Lenny. Passami il cacciavite. E tu, Mark, fai luce qui sulla grata, se no non vedo un cavolo. Si trovavano di fianco alla grata di legno che formava i bordi della veranda. Attraverso di essa si poteva procedere sotto le assi e raggiungere una finestrella nascosta, dalla quale erano sgusciate intere generazioni di bambini in cerca di brividi. Dexter, seriamente! Riprovò Lenny, tra il severo e il disperato. Cosa stiamo facendo? È violazione di proprietà privata. Sei ferrato con le leggi, replicò Dexter, mentre inseriva la punta del cacciavite nella testa del chiodo sul bordo della grata, iniziando a svitarlo. Sai anche come si chiama quando ti approfitti di una ragazza ubriaca? Violenza sessuale, credo. Lenny non aprì più bocca, mentre Dexter toglieva i chiodi per poi tirare via la grata. Fu il primo a scivolare sotto la veranda
procedendo sul ventre come un soldato che striscia sotto il filo spinato, incurante del greve puzzo che ristagnava lì sotto, o della consistenza spugnosa e umida della terra e delle foglie morte. Tutte quelle sensazioni, anziché disgustarlo, gli rievocarono l'infanzia, cosa che fece avvampare la fiamma dell'eccitazione. Davanti a lui comparve un viso incappucciato e diafano. Trasalì, sul punto di mettersi a urlare, prima di capire che era solo il suo riflesso sul vetro della stretta finestra rettangolare. Ci siamo. Gli altri lo raggiunsero, immusoniti e preoccupati, mentre il loro capo valutava la situazione. Avrebbe preferito non rompere il vetro, ma che scelta aveva? Prima di farlo, tuttavia, sperò nell'insperabile, la finestrella basculante, la quale si sollevò con un cigolio riottoso. Non ci passeremo mai, Pronosticò Mark in tono disfattista, forse con una punta di soddisfazione. Toglietevi i vestiti. Ordinò Dexter. Cosa? Senti, mi pare che tu stia... Il pugno di Dexter impattò contro il costato di Mark, trasformando la sua protesta in un acuto uggiolio di dolore. Ho detto spogliatevi! Ringhiò, prima di contorcersi per sfilarsi felpa e maglietta, gettandoli nel rettangolo buio della finestra. Fu poi la volta dei pantaloni. Vestito solo dei boxer e delle scarpe, Dexter infilò le lunghe gambe nel passaggio. Era davvero stretto, e lui era un ragazzo muscoloso, tanto che ebbe davvero l'atroce dubbio di essere troppo voluminoso per sgusciare attraverso quella che, da ragazzini, chiamavano l'entrata segreta. Sbuffando e divincolandosi, facendo mille smorfie a causa degli stipiti che gli sfregavano dolorosamente le spalle, la schiena e il ventre, Dexter scivolò verso il basso, atterrando sul mucchio dei suoi abiti finiti sul pavimento. Pochi minuti dopo, con altrettanti gemiti di dolore, sbuffi e contorsioni, anche i suoi amici lo raggiunsero. Loro si rivestirono subito, ma Dexter non si curò più di tanto di trovarsi in mutande. Aveva attivato la torcia dell'iPhone, levando il braccio per illuminare la stanza. Di tutta la casa, quello era il posto che preferiva, forse perché maggiormente aderiva con i suoi ricordi da bambino, non avendo subito cambiamenti significativi, sebbene della caldaia a carbone e del box della carbonaia non ci fosse più traccia. Gran parte dello spazio era occupato da quella che pareva la poltrona di un dentista ottocentesco, un elegante sedile di cuoio marrone posato su un sistema di ingranaggi d'ottone per regolarne l'altezza, alle cui spalle, addossato alla parete, stava un marchingegno di rame, legno e vetro, qualcosa che poteva somigliare ad un computer realizzato da Sherlock Holmes. Cristo santo! Esalò Scott fissando meravigliato l'apparecchiatura. È questo? Dexter annui. Ma sai farlo partire? Indagò Lenny, le sopracciglia sollevate in un'espressione scettica. Dexter annui ancora, aggiungendo: Ho osservato Laila mentre lo avviava, è semplicissimo. Parlando, attraversò la stanza raggiungendo l'omniovisore. La luce fredda dell'iPhone fece luccicare lo scheletro di complicati ingranaggi che si intravedevano oltre i pannelli di vetro. C'erano alcune leve di bronzo, una manopola, uno schermo rettangolare dal vetro leggermente bombato e una tastiera che aveva tutta l'aria di aver fatto parte di una vecchissima macchina da scrivere di inizio Novecento. Un cavo serpeggiava sul pavimento, collegandosi ad una calotta di cuoio e acciaio appesa sopra il poggiatesta della poltrona. E tale copricapo era completo di una sorta di facciale con grandi lenti scure, simili agli occhiali di un aviatore. Basta abbassare questa, Dexter tirò una leva. sollevare quest'altra Dicendolo, eseguì l'azione. e posizionare questo sul 50. Ecco fatto. Non appena ebbe girato la manopola, una fila di valvole termoioniche si accese sul lato superiore del congegno, che mandò un ronzio sempre più alto. Sul volto degli amici, Dexter lesse uno stupore non ancora purificato dal dubbio. Non se la prese, li capiva. Lui stesso, quando l'aveva vista per la prima volta, si era quasi messo a ridere. Quell'attrezzo era troppo sconclusionato, troppo steampunk, un agglomerato di ingranaggi senza senso,
a parte fare scena. Ci vorrà un po' prima che si carichi. Avvisò Dexter, rammentando quanto Layla gli aveva detto quel pomeriggio. 5-10 minuti. Intanto guardate un po' questo. Si spostò verso un tavolo sul quale posava un grosso registro di cuoio che aprì, sfogliando alcune pagine fittamente scritte a mano con diverse calligrafie. Era il tipo di volume dove la gente lasciava qualche commento della propria esperienza. I suoi compagni si raccolsero intorno, leggendo quelle frasi alla luce dei cellulari. Non è possibile. Sentenziò Scott con una risatina nervosa. No, questo è pazzesco. Devono averlo scritto i proprietari per fare colpo. Non puoi davvero pensare che sia vero, Dex? Esclamò Mark. Insomma, è pura follia, leggi qui! Indicò una scritta a inizio pagina. Questo tizio afferma che quella macchina gli ha fatto vedere Jack lo squartatore mentre commetteva un omicidio. E questo dice di aver visto l'affondamento del Titanic. E quest'altro un tirannosauro a caccia. Sentite che ha scritto questa tipa. Dice di aver visto il vero assassino del presidente Kennedy e che non è Harvey Lee Oswald. Scott mandò un verso di esultanza. Lo sapevo. L'ho sempre saputo. Sì, serio. Brontolò Lenny. Vi rendete conto che non è possibile tutto ciò? Deve trattarsi di ologrammi, realtà virtuale, cose così. Non esistono macchine che ti mostrano il passato. Non si tratta solo del passato, Lenny. Chiarì Dexter con aria di superiorità. Questo affare ti mostra quello che vuoi, ovunque si trovi e in qualunque tempo. Me l'ha detto Layla quando mi ha spiegato le regole. Lenny si incupì. Quali regole? Beh, mi ha detto che la macchina è ancora in fase sperimentale, diciamo, in rodaggio. Non è sicuro chiederle di mostrare il futuro. Consumerebbe troppa energia e potrebbe svalvolare. Ha anche detto che in sostanza c'è una sola norma. Sarebbe? Non chiederle di vedere quel che non sei sicuro di sopportare. A quelle parole Lenny scosse il capo, in un atteggiamento più spaventato che incredulo. Ragazzi, siamo seri. Ammesso che tutto questo sia possibile, almeno in teoria, vi pare che si possa ottenere con 4 ingranaggi? Neanche la NASA è in possesso di una tecnologia che possa farlo. La potenza sarebbe incalcolabile, qualcosa che necessiterebbe di, non so, come minimo un acceleratore di particelle, energia nucleare e cose di questo tipo. Nel frattempo, la luce delle valvole, da giallognola e soffusa, era diventata un bagliore bianco così intenso da rendere inutile ogni altra fonte luminosa. Dall'omniovisore spargeva un suono sempre più acuto, come un motore che salisse rapidamente di giri, riempiendo l'aria di vibrazioni e di un odore intenso, come quello che si sprigiona prima di un temporale. Con tutto quello che potevi chiedere di vedere, hai davvero scelto la stanza da letto di una modella? Bofonchiò Mark ironicamente. Dexter rispose al sorriso battendogli una mano sulla spalla. Volevo vedere tua madre nuda, ma la macchina si è rifiutata per lo schifo. Scommettiamo che quello che chiederò di vedere adesso batterà in partenza tutto ciò che domanderete voi. Corse all'apparecchio e digitò qualcosa sulla tastiera, che produssero un secco ticchettio da macchina da scrivere. Sullo schermo bombato comparvero lettere di un verde fosforescente, come quelle dei vecchi computer. Il suono dell'omniovisore crebbe ancora, modulandosi in frequenze più eccitate e roboanti. All'interno della cassa di legno scattavano e stridevano innumerevoli meccanismi. Di corsa, Dexter si accomodò sulla poltrona, facendo gemere il cuoio. Ehi, cosa hai chiesto di vedere questa volta? Domandò Lenny, ma la sua voce venne sommersa dal suono dell'omniovisore. Dexter si fece scivolare calotta e facciale su testa e volto, allacciandosi la fibbia sotto al mento prima di posare le braccia sui braccioli. Passarono i secondi. Mark e Scott fissavano l'amico semisdraiato sulla poltrona con espressione di eccitazione solenne, mentre Lenny sembrava torturato da brutti presentimenti. L'odore di ozono crebbe. I ragazzi percepirono l'elettricità increspargli la pelle e videro i peli biondi sollevarsi sulle braccia nude di Dexter. Il suono dell'apparecchio, fino a quel momento forte e costante, prese a singhiozzare. Nello stesso istante, il corpo di Dexter sussultò. Le mani si contrassero sui braccioli affondando nel cuoio. I piedi scalciarono e da sotto il facciale provenne un lamento.
Dex? Chiamò Lenny, la voce intrisa di preoccupazione. Dex, cosa stai? Mio Dio! Gracchiò l'amico, la cui muscolatura tornava a contrarsi per ondate di spasmi sempre più violenti. Allora è così che sarà. Mio Dio, mio Dio, mio Dio! La frase aumentò di volume. Divenne uno stridere assordante a malapena umano. Un suono dove pareva concentrarsi tutta la sofferenza e il terrore che l'umanità avesse mai sperimentato dai suoi albori fino a quell'istante. Come per gareggiare con Dexter, pure l'omniovisore parve emettere un urlo, ma fu qualcosa di ronzante ed elettrico. Il suono di una macchina spinta oltre i limiti della sua capacità e che sta già divorando se stessa. Le valvole scoppiarono con botti sonori e crepiti agonizzanti, spargendo frammenti di vetro e scintille. Spegnila! Strepitò Mark a Lenny, il viso sconvolto d'orrore, urlando per sovrastare le esplosioni e le grida terrificanti di Dexter. Lenny corse verso l'omniovisore, tossendo per via del fumo acre che si stava sprigionando da esso insieme a spruzzi di faville. Dietro di lui Mark e Scott si gettarono su Dexter nel tentativo di togliergli il facciale, ma il loro amico era ormai avvinto da convulsioni spropositate. Il suo braccio destro colpì Scott alla mascella, mandandolo disteso, mentre il suo piede affondò nel ventre di Mark tanto violentemente che il ragazzo si accasciò sul pavimento, privo di sensi. Lenny cercò di avanzare, le braccia sollevate per difendersi dalle parti dell'omniovisore che scoppiavano, cercando di sporgersi verso una delle leve. Intravide la scritta che lampeggiava affannosa sullo schermo e raggelò. Un pannello di legno del marchingegno fu sputato via dall'intelaiatura insieme ad una gragnuola di ingranaggi deformati e anneriti. Un bozzolo di fuoco avvolse la struttura e Lenny si ritrasse, accecato dal bagliore, annusando l'odore delle sue stesse sopracciglia bruciate. Avvinto dal panico corse via, issandosi sulla finestra e scivolandone fuori, mentre dietro di lui Dexter, ancora collegato all'omniovisore, si contorceva intrappolato nella visione che aveva scelto di vedere, qualcosa che nessun umano avrebbe potuto tollerare senza impazzire. Procedendo lungo Farnham Street, incurante delle finestre che si accendevano una dopo l'altra e delle persone in vestaglia che si affacciavano spaventate dal trambusto, Lenny seguitò a correre, piangendo, maledicendo la stupidità di Dexter Vetter, l'unico essere al mondo tanto decerebrato da poter voler sperimentare quel che l'umanità del futuro proverà durante la fine del mondo.